queste spinte autonomistiche da quando partono, da dove vengono. È una questione che secondo me può risolverci il nostro studioso di storia veneto Gianfranco Cavallini. La risposta mi sembra semplicissima, direi da sempre. I Veneti sono, direi, un popolo che da sempre è un popolo che è nato con l'idea nei cromosomi del federalismo, ma non lo dico io, lo dice la storia. Per cui questa richiesta di indipendenza non è altro che una richiesta che spetta dal punto di vista storico. Basta pensare che già con i Romani i Veneti erano dei federati. Poi addirittura quando parlano dei Veneti, gli antichi, basta pensare a Polibio già nel secondo secolo a.C. che dice che sono un popolo antichissimo dotato di lingua propria, stanziato nei suoi territori da tempi immemorabili. Ma posso dire questo, che se come Veneti, come cittadini, noi abbiamo il federalismo nei cromosomi, anche la storia nei suoi cromosomi ha il federalismo. Perché come governava Venezia? Noi dobbiamo farci una domanda. Com'è possibile che uno Stato come Venezia abbia potuto governare e restare in piedi senza cadere per quasi un millennio? Noi dobbiamo pensare che Venezia è durata 1000 anni, ma lo Stato Veneto è durato mezzo millennio. E non è uno Stato da poco, è uno Stato, se io ho tempo di parlare, che è stato riconosciuto da tutta l'Europa, perché era una delle potenze d'Europa. E come governava allora? Se aveva etnie con lingue diverse, con religioni diverse, come poteva farlo? Più o meno come ha fatto come continuatore dell'impero romano. Cioè Roma, come ha potuto governare? Semplicemente non dominando con la forza, dopo Traiano ovviamente, perché è da Adriano che cambia metodo, ma governando sulla proposizione. Quindi Venezia, man mano che governava i nuovi territori, non li occupava. Possiamo dire questo, che il metodo è la dedizione, se qualcuno conosce questo termine, cioè le varie province accettavano la dedizione o loro stessi si proponevano per la dedizione. Ma secondo lei questo è recuperabile? Abbiamo l'esempio della Svizzera. Mi sembra che Indipendenza Veneta stia più o meno sulla falsariga della Svizzera. Sta proponendo, già basta vedere come sono strutturati, non hanno un vertice, sono tutti orizzontali. E come lavora la Svizzera? Sono 26 cantoni, o meglio stati, che si riuniscono e decidono, per cui anche il discorso che diceva, non so il cognome, Marotta? Ecco Marotta, ma come puoi governare o decidere i cittadini? Certo che possono decidere, c'è la Svizzera che ce lo insegna, chi decide? Solo recentemente, nella storia recente, moderna, ha raggiunto un certo benessere, per capirci, è diventata una regione che ha certamente una forte propensione industriale di produzione di ricchezza. È passata attraverso una storia dove la pelagra e la malaria erano il denominatore comune del nostro popolo, per capirsi. Avvocato Fogliata, vuole intervenire un attimo solo? Sì, guardi, veramente io non so da dove cominciare, perché è triste vedere dopo tanti anni che si cerca di fare un po' di cultura, sentire certe tesi. Allora, cominciamo da... Io in questo, mi perdono, non sono un politico, per cui mi perdoneranno tutti se ho poca diplomazia. Faccio il penalista. Ma ci fa piacere, ci fa piacere. Faccio solo il penalista. E del resto sono politicamente corretto, perché ricordo Cacciari negli anni 90 quando diceva stia zitto lei che avrà detto se non liberi tutta la sua vita, per cui ecco, io più o meno mi colloco in questa dimensione e chiedo perdono. Ho sentito Pellagra eccetera, è l'ora di finirla, perché la Pellagra nasce dopo l'unificazione italiana. Allora questo era lo Stato uno tra i più ricchi d'Europa. Dopo il 1866 comincia l'emigrazione, tassa sul macinato e coscrizione obbligatoria, mettono in ginocchio il popolo veneto. La coscrizione obbligatoria fa sì che i contadini che hanno 5-6 figli si ritrovino, secondo una legge napoleonica, ancora di origine napoleonica, senza la capacità di coltivare i campi. Questa gente se ne va per 6, 7, 10 anni di servizio militare. Sulla Beresina Napoleone porta 30.000 veneti a morire e non se ne parla mai. Ed è una tradizione che l'Italia ha continuato gloriosamente con quella maledetta prima guerra mondiale che adesso andiamo a celebrare, che ha sacrificato per nulla centinaia di migliaia di veneti, e io voglio dirlo con forza e coraggio e con orgoglio, perché io ho un nonno che è stato cavaliere di Vittorio Veneto. Chi mi dice tu non ricordi il Carso, io dico tu non ricordi il Carso, e vergognati, perché quei veneti che sono morti lì si rivolteranno nella tomba a vedere l'Italia come l'avete conciata oggi e il Veneto come l'avete ridotto. Primo, la Pellagra tenetevela per voi, è cosa italiana.
il secondo punto, Venezia è stato uno Stato federale, perché se Venezia ha fatto annessioni, scusi, i Savoia che cosa hanno fatto? No, ma io non ho No, mi perdoni, siccome però si per dice me sempre è questa Venezia comunque, non è il studioso Veneto, della è lingua, Venezia. io non l'ho mai interrotta, Sì, Marotta. scusi, Io la scusi. leggo tanto sui giornali, condivido nulla di quello che lei dice, lei è persona onesta, però mi faccia parlare. Bene, la ringrazio. Allora, Ferguson, studioso scozzese della lingua veneta, dice che se vi è una regione italiana che ha un'unità linguistica, a differenza delle sciocchezze che sento dire continuamente in giro, è il Veneto. Perché noi ci figuriamo la differenza tra il vicentino e il veronese, eccetera. Per un glottologo è una lingua unica, ma non è una lingua unica costruita a tavolino come l'italiano nel XVI secolo, una koiné dialectos inventata da intellettuali, tra cui purtroppo Pietro Bembo veneziano, primo portatore di questa peste che poi ci ha portato al nazionalismo italiano. Ma è una lingua originaria ben più antica dell'italiano, è quello che diceva il catalano a Castelbrangodo. Adesso sembra che lo spagnolo sia invece, noi che lo parlavamo prima siamo dei contadini. La stessa cosa vale per i veneti e i veneziani. Veneziani e veneti, è presto detto, i veneziani sono veneti dell'entroterra che vanno nelle lagune, ricreano uno Stato. Jacopo Figliasi, 1796, ma dovreste leggere però, scrive Memorie dei Veneti primi e secondi, dove i Veneti primi sono i Veneti antichi e i Veneti secondi sono i Veneti che hanno ricreato la Repubblica Veneta. C'entra nulla il fatto che l'organizzazione di governo fosse aristocratica o, come dicono alcuni più tardi, oligarchica. Questo non conta nulla. Fatto si è che cultura, lingua, tradizione, società, politica, arte sono venete e loro si consideravano veneti, scrivevano Stato Veneto, Armata Veneta, Flotta Veneta. Quindi cominciamo a mettere le categorie al loro posto. La pellagra e la miseria e l'emigrazione nascono nel Veneto dopo il 1866, questa è una data precisa. Per cui vi prego, quando viene detto voi emigravate, sì, grazie a voi. Primo punto. Secondo punto, ecco, io mi appello veramente a lei perché lei fa parte della classe politica, quindi in un certo senso rappresenta anche me. Dico in un certo senso, non mi rappresenta affatto, però mi rappresenta sul piano istituzionale. Allora dico una cosa, siccome si è parlato anche prima di legalità, guardate che la legalità, io faccio l'avvocato e insegno procedura penale, esistono le formule di Radbruch, si chiamavano. La legalità va valutata anche a seconda della tenuta nel momento in cui una società si evolve. Questa pretesa di imporre delle norme che varranno per quanto? Ancora 2000 anni? Quanto volete imporre l'articolo 5 della Costituzione sulla Repubblica una indivisibile? La volete fare per i prossimi 2 milioni di anni? Che idea è che questa civiltà abbia raggiunto un apice che non si può più modificare? Allora no, scusate, quando io sono preoccupato, quando sento intellettuali, e non è il suo caso, e politici che dicono, ma la Costituzione, signori, lavorate per il popolo, qui nessuno dice di prendere le armi, vi dice di essere onesti intellettualmente. Se c'è un popolo che dice, vogliamo ragionare, non fare rivoluzioni, nulla di tutto ciò, vogliamo ragionare sulla tenuta di un'unità che nel nostro territorio ormai ha creato solo danni, guerre civili, disastri economici, vogliamo ragionarci un po' sopra o è un tabù? Vogliamo chiedere alla popolazione cosa ne pensa? Oppure in nome della democrazia impediamo al popolo di esprimerci? Perché questo dite voi. Voi state dicendo questo. Che in nome della democrazia e di una Costituzione che dovrebbe essere il tutore di quella democrazia, il popolo non si può esprimere. E questo è vergognoso. La trovo una contraddizione insopportabile, un'ipocrisia insopportabile. Dovete finirla. Dovete dire chiaro e tondo al professor Antonini, che è venuto a minacciarvi di norme penali, eccetera, che sono inesistenti perché financo la Repubblica Italiana ha fatto delle modifiche al codice penale fascista, tuttora in vigore, fascista, perché è del 30. Ha fatto le modifiche per cui a voi nessuna norma penale invocabile. Mi vergogno quando leggo giuristi che dicono ma vi si possono contestare i delitti contro la personalità dello Stato. No, solo con la violenza si pongono in essere i delitti contro la personalità dello Stato. Il resto, la vostra è una responsabilità politica. Avete, e mi scusi il plurale, perché anche lei è espressione democratica di una tesi e un'antitesi, lei è l'antitesi, ma anche la sua antitesi è stata sottoposta a minaccia costante. Vi hanno minacciato di azioni penali, vi hanno minacciato la Corte dei Conti. Lei dice, perché il referendum, perché non è stata prevista la spesa? La paura. Siete pieni di paura. Non siete rappresentanti del popolo liberi. Sono mesi che vi dicono, che vi minacciano
e Ennio Fortuna e Antonini e Bertolini continuano a minacciarvi in continuazione, andate incontro a problemi costituzionali, penali, la Corte dei Conti vi mangia la casa, parliamoci chiaro, ma è democrazia questa? Mi dica, è democrazia questa? Quando vi era lo Stato fascista, chi si opponeva alle leggi razziali veniva tacciato di essere illegale. Se io mi oppongo alle leggi del 38 sono contro la legalità era quella dello Stato fascista. Questo è il fascismo dell'antifascismo e lei è uno dei principali rappresentanti. Lei. Quando voi fate questi discorsi, fate i discorsi Ma mi scusi, a favore di un regime. Sì, ma adesso vi faccio ribadire. A favore di un regime. A favore di un regime. Perfetto. È comica questa. Adesso vi faccio ribadire di sicuro, poi dalla È parola una anche... posizione comica, No, no? comico sarà lei. Occhio che io non ho usato questi termini, stia attento ai termini che usa. Vabbè, ma se Comico siamo a sarà questo lei. livello... Ma vedi, No, adesso vi faccio ribadire. Comico sarà lei. Fermila. No, Un anno lei può dire che non è d'accordo, No, anche solo la posizione- la posizione comica è la sua.